Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Jole Santelli ha scelto il secondo nome per caratterizzare la sua giunta, dopo il capitano ultimo fa il suo ingresso l'astrofisica Sandra Savaglio. 35 guardie mediche su 60 rischiano la chiusura nel Catanzarese, 50 sindaci si mobilitano, siamo pronti a dimetterci. Replica dei sindacati alla dimissionaria commissaria dell'ASP di Cosenza Saitta, che nella lettera indirizzata a Cotticelli ha motivato il gesto parlando di incompatibilità ambientali. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati giudica sconcertante la situazione del distretto giudiziario di Catanzaro. Il TAR ha annullato il provvedimento con il quale il comune di Crotone ha chiesto la restituzione del Palamilone sottraendolo alle società sportive. Il Cosenza è una squadra che ha voglia di fare e sa essere spregiudicata. Le parole di Baby Pillon alla vigilia di Cosenza Frosinone domani alle 21 al Marulla. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, la politica in primo piano in questa edizione, il neopresidente della regione Jole Santelli alle prese con la composizione della giunta, dopo il capitano ultimo all'ambiente, ecco l'ingresso nel nuovo governo regionale dell'astrofisica Sandra Savaglio che ha accettato l'assessorato all'istruzione. Sentiamo. Santelli i primi due colpi nel cuore della politica calabrese li ha piazzati. Il primo si chiama De Caprio, alias Capitano Ultimo. Il secondo Sandra Savaglio. Tra qualche giorno a loro si uniranno i rappresentanti dei partiti che hanno vinto le elezioni. Perché la neopresidente ha sempre detto che la sua sarà una giunta politica. Intanto le due scelte fatte chiariscono il quadro entro cui Jole Santelli ha intenzione di muoversi. C'è la legalità e l'investimento nel mondo della ricerca, i due capisaldi con i quali intende dare una forte connotazione al suo agire politico-amministrativo. Non sono bandierini o nomine di facciata, come gli viene rimproverato da certa politica, ma passaggi decisi che muovono nella direzione del cambio di rotta e che si inseriscono nel progetto più volte annunciato sia in campagna elettorale che all'atto di insediamento, che mira a cambiare la narrazione della Calabria, non più Cenerentola, ma regione propositiva che può e deve fare di più. Adesso aspettiamo qualche altro giorno per conoscere le altre scelte che andrà a compiere, per capire bene se al capitano ultimo e a Sandra Savaglio verranno affiancati uomini e donne capaci di interpretare questo nuovo corso. Il patrimonio vero della Calabria sono le teste, le scuole, le università sono le nostre miniere. La Calabria deve diventare numero uno nella ricerca scientifica, nell'eccellenza. Un compito così delicato deve essere affidato a chi della scienza e della ricerca ha fatto la sua missione, a chi è scappata dall'Europa per poter eccellere, ma ha avuto anche il coraggio di tornare. Jole Santelli, presidente della regione Calabria, ha annunciato così la scelta di affidare all'astronoma e astrofisica Sandra Savaglio l'assessorato all'università, ricerca scientifica e istruzione. Io ringrazio moltissimo Sandra Savaglio per aver accettato questa sfida, dice la Santelli. So quanto le costa lasciare la docenza e la ricerca, ma scegliere l'impegno pubblico è un salto di qualità e far diventare patrimonio dei calabresi e spero dell'Italia la propria esperienza e dare impulso al settore e soprattutto creare occasioni per i giovani e lavorare per dare loro qualcosa in cui credere. La neopresidente della regione Calabria, Jole Santelli, mi ha chiesto di fare parte della sua giunta. La sua idea è che la ricerca debba avere un ruolo di primo piano. Non posso che condividere, fa sapere Sandra Savaglio, dopo aver scambiato un po' di idee con colleghi, amici e famiglia e ringraziando per la fiducia e l'onore, ho accettato una grande responsabilità, ma ho fiducia perché conosco l'energia, la capacità e la volontà dei giovani di questa terra. Il presidente concorda che è da lì che bisogna partire, conclude il neoassessore. Adesso l'ampia pagina relativa alla sanità, cominciamo dal pronto soccorso di Cosenza che è al collasso, pochi medici per la mole di accessi che si registrano ogni anno e ogni giorno, l'appello del sindacato affinché si proceda con le assunzioni, un allarme lanciato oggi anche dal presidente dell'Ordine dei Medici, Eugenio Corcioni. Al pronto soccorso di Cosenza mancano 14 medici, la pianta organica ne prevede 25, in realtà solo 11 garantiscono il servizio per quello che è l'approdo per le emergenze dell'ospedale hub dell'Annunziata. 70.000 gli accessi in un anno, 70.000 persone soccorse con interventi a volte salvavita. A denunciare la situazione a rischio collasso è la Federazione Sindacale dei Medici Uniti. È urgentissimo, si sottolinea, che si prendano
provvedimenti drastici e risoluti prima che i pochi medici rimasti a far fronte a tale mole di lavoro siano essi stessi colpiti da malattia, da superlavoro o da stress. Sono scaduti i termini per un avviso pubblico di incarico a tempo determinato per un medico di pronto soccorso. 6 domande arrivate, assunzioni immediate e ciò che viene chiesto. Pensate, denuncia ancora il sindacato, dove prima c'erano turni di 2-4 medici, ora sono rimasti solo in 2. Si tampona con dispendiosi turni aggiuntivi, un vero e proprio salasso per le casse della sanità calabrese. Ogni singolo turno infatti costa circa 700 euro. L'appello del FISMU è al buonsenso del commissario Panizzoli affinché possano subito entrare in corsia almeno 6 medici. La situazione drammatica in cui versa il pronto soccorso di Cosenza, non solo per i medici ma anche per i pazienti costretti a lunghe attese, denunciata anche dal presidente dell'ordine dei medici Eugenio Corcioni. Il pronto soccorso di Cosenza, che pare che chissà che hanno fatto con 6 medici, giustamente un sindacato oggi sottolinea il fatto che bisogna chiamarne altri perché non è possibile. E si guardi bene, i pronto soccorsi hanno bisogno di competenze specifiche, non si può spogliare i reparti per riempire i pronto soccorsi, perché un pronto soccorso ha senso se i reparti funzionano, se dietro il pronto soccorso c'è assistenza reale, vera, non se abbiamo delle camerate vuote. E quindi oggi siamo al punto zero. È appunto drammatico, magari punto zero, siamo sotto zero, perché una volta prima del commissariamento qualche cosa, ma nel frattempo la gente è andata in pensione, nel frattempo la gente non c'è più, la situazione è ulteriormente peggiorata, è una situazione di assoluto allarme. I sindacati dei medici e dei veterinari non ci stanno alle dichiarazioni rilasciate dall'ex commissario dell'ASP di Cosenza Daniela Saitta, che ha motivato le sue dimissioni con l'incompatibilità ambientale. Dicono a gran voce: per 3 mesi non ci ha convocato, la situazione nella provincia più vasta della regione era allo sbando, chiedono che le nomine siano fatte tenendo conto di competenza ed esperienza in materia sanitaria. Il giorno dopo le dimissioni del commissario Daniela Saitta dal suo incarico presso l'ASP di Cosenza, il sindacato dei medici e veterinari delle segreterie provinciali ha inviato una lettera aperta in risposta alle dichiarazioni rese dall'ormai ex commissaria, che si sarebbe dimessa dal suo incarico per motivi che riguarderebbero le condizioni ambientali avverse. Generica e immotivata la definizione, buona per tutte le stagioni, che ovviamente nulla dice e nulla evidenzia, ma che invece sta a significare, scrivono i sindacati, il nulla gestionale nel quale il personale medico e tutti i dipendenti si sono ritrovati a lavorare a tentoni, consapevoli della loro responsabilità e dell'assetto organizzativo gestionale cui fare riferimento, caratterizzato dalla episodicità e dalle approssimazioni. Dura la presa di posizione del sindacato, che non ci sta a far passare l'intricata vicenda che riguarda la sanità nella nostra regione, in particolare nel territorio cosentino, anomala e preoccupante più del dovuto. Auspichiamo, dicono infatti, rivendicando il rispetto dovuto, che i criteri per le future nomine dei vertici dell'ASP di Cosenza da parte degli organi preposti siano soprattutto quelle di equilibrio, esperienza e competenza in materia sanitaria, per assicurare il diritto alla salute dei nostri residenti, costituzionalmente sancito, e la giusta serenità agli operatori sanitari ai quali è stato demandato l'esercizio di questo diritto. Poi l'augurio rivolto alla Saitta di buon lavoro per i suoi impegni altrove, con una stoccata finale, pur non avendo mai avuto occasione ed opportunità di averla incontrata. Intanto 50 sindaci del Catanzarese sono pronti alle dimissioni dopo la soppressione di 35 guardie mediche sul territorio. La riorganizzazione voluta dall'azienda sanitaria provinciale ha scatenato le proteste di cittadini, partiti e istituzioni. Ci sono anche i sindaci di Catanzaro e Lamezia Terme tra i 50 primi cittadini della provincia di Catanzaro che contestano la delibera della commissione straordinaria dell'ASP in cui si prospetta la soppressione di 35 delle attuali postazioni di guardia medica sul territorio. Per i sindaci la delibera deve essere immediatamente ritirata, in caso contrario sono pronti a dimettersi. In un documento congiunto evidenziano il rischio dell'annullamento della continuità assistenziale in molti comuni che si trovano di fatto distanti dalla
alla postazione più vicina, anche 20 chilometri con percorsi da effettuare su strade tortuose, di montagna e spesso impraticabili. La decisione della commissione straordinaria dell'ASP per i primi cittadini appare contralegge, ma per alcuni motivi, come ad esempio la mancanza di concertazione preventiva con l'Assemblea dei Sindaci e poi la violazione del DPRG 94 del 2012 che assegna all'ASP di Catanzaro 50 postazioni di guardia medica a fronte delle 25 decretate attualmente dai vertici dell'ASP. Una scelta che i sindaci definiscono scellerata. Al centro della questione c'è il diritto alla salute garantito dalla Costituzione e qui trasformato, sottolineano i primi cittadini, in mero e cinico calcolo contabile. Qualora questo percorso di smantellamento della sanità dovesse proseguire, aggiungono i sindaci, non resterà altra scelta che rassegnare le dimissioni. E anche per i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Biancalaura Granato, Giuseppe Di Ippolito e Paolo Parentela, la delibera deve essere ritirata. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati giudica sconcertante la situazione nel distretto giudiziario di Catanzaro. Sentiamo. Sconcertante, così Luca Poniz, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, definisce la situazione che si registra negli uffici giudiziari del distretto di Catanzaro dovuta alle carenze negli organici. Il presidente dell'ANM ha incontrato in un'aula della Corte d'Appello i magistrati del distretto per fare il punto sulla situazione. Ha ascoltato le difficoltà e i problemi che quotidianamente si trovano ad affrontare, già perché manca personale. E in primo piano c'è il caso Lamezia. I magistrati hanno parlato con Poniz della scopertura di organico in procura, dell'inadeguatezza del numero di giudici per le indagini preliminari, della poca capacità del Tribunale di far fronte al carico di lavoro. Il presidente dell'ANM sottolinea che questa è un'emergenza che non può essere superata solo con la supplenza di magistrati giovani, anche se ben motivati. Poniz racconta di aver avuto un magistrato in tirocini a Milano che adesso è qui e i suoi racconti sono sbalorditivi, dice, sul numero di ore di lavoro e l'impegno che è richiesto soggettivamente. Per il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati è una cosa che sconcerta ancor di più alla luce della proposta di riforma del processo penale. Il ministro infatti ha ritenuto di aggiungere una previsione di responsabilità dei magistrati per il mancato rispetto dei tempi processuali, una norma che già in astratto è irricevibile, dice, se poi si fanno i conti con la realtà calabrese diventa addirittura, sottolinea ancora Poniz, insultante. L'intento del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati è quello di invitare il ministro a visitare gli uffici giudiziari di Catanzaro e della Calabria per verificare le condizioni al limite in cui operano i magistrati. E per il presidente dell'ANM il ministro dovrebbe chiedersi se il problema si risolve aggiungendo un pezzo di responsabilità disciplinare a quelle che già ci sono, presentando la responsabilità dei magistrati come una delle cause del malfunzionamento del sistema giustizia. E nell'ambito della discussione sul milleproroghe, la Camera ha approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno proposto dal vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Wanda Ferro, che punta ad incrementare l'organico dei magistrati. Sentiamo. Dai dati pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura si evidenzia che a fronte di una dotazione in organico di 9.991 magistrati ordinari risultano vacanti 1.031 posti, pari ad una scopertura del 10,32% su base nazionale, e la situazione è particolarmente grave nei distretti giudiziari del sud, come nel distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, dove la scopertura è pari al 13,65%, e in quello di Reggio Calabria, qui la scopertura è al 18,67%. Adesso però la Camera ha approvato un ordine del giorno proposto da Wanda Ferro, capogruppo di Fratelli d'Italia, che punta proprio ad incrementare l'organico dei magistrati. Soddisfazione esprime la parlamentare calabrese, che sottolinea che l'ordine del giorno approvato impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare un piano consistente di assunzioni di magistrati, anche per assicurare il ricambio generazionale, visto che negli ultimi anni molti magistrati sono andati in pensione, e a prevedere che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possano esercitare la facoltà di rimanere in servizio a domanda fino al compimento del 72esimo anno di età. Capita spesso, sostiene la parlamentare di Fratelli d'Italia, che il governo prima dica no alle proposte di Fratelli d'Italia e poi le ripresenti come proprie. Speriamo, conclude, che il governo abbia adesso l'onestà e la lungimiranza di non fare ancora una volta una questione di primogenitura e dia seguito all'impegno assunto in aula.
Andiamo adesso a Crotone per parlare di strutture sportive, vicende diametralmente opposte per quanto riguarda il Palamilone e invece lo stadio Ezio Scila. Intanto per il Palamilone c'è l'ok a proseguire l'attività da parte del TAR della Calabria, mentre il MIBACT chiede invece l'intervento del Consiglio di Stato per rimuovere le strutture amovibili dello stadio Ezio Scila che, dice, compromettono il sito di interesse archeologico. Insomma, la battaglia continua. Vi ricordate la vicenda del Palamilone di Crotone? Beh, oggi è arrivata una buona notizia da parte del TAR Calabria, che ha annullato il provvedimento dirigenziale con il quale il Comune di Crotone lo scorso 17 gennaio aveva intimato al Consorzio Sportivo Momenti di Gloria la restituzione dell'impianto in quanto occupato abusivamente. La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati per conto del Consorzio, composto da 8 società sportive con più di 500 atleti. Al Consorzio era stato notificato su disposizione del commissario prefettizio Tiziana Costantino un provvedimento di restituzione dell'impianto sportivo in quanto l'affidamento avvenuto nel 2012 era ritenuto illegittimo. Dopo aver sospeso il provvedimento del commissario prefettizio, il TAR Calabria ha emesso la sentenza sostenendo che il Consorzio non occupava abusivamente l'impianto, che per annullare l'autorizzazione concessa nel 2012 in via provvisoria il Comune doveva avviare un procedimento amministrativo ascoltando anche la parte interessata, cosa che, come hanno ribadito più volte i legali del Consorzio, non è mai avvenuta. Per quanto riguarda il mancato pagamento delle utenze, il TAR fa notare che dal 2012 il Comune non l'ha mai richiesto né lo ha quantificato. Ma se da una parte il TAR dà ragione per il Palamilone, dall'altra per lo Scila, il MIBAC ha presentato un'istanza al Consiglio di Stato per chiedere la sospensione della sentenza con cui proprio il TAR Calabria aveva dato ragione al Comune di Crotone e alla società del Crotone Calcio, annullando la revoca dell'autorizzazione all'installazione delle strutture amovibili di tribune della Curva Sud nello stadio crotonese. Si tratta di un nuovo ricorso dopo quello presentato a fine gennaio, sostenendo che i danni al patrimonio archeologico sono incalcolabili e irrimediabili e aggiungendo che tali danni tendono sempre di più ad aggravarsi con il proseguio del campionato e la fase dei play-off per l'accesso alla massima serie. Adesso i nostri 100 secondi con altre notizie e altri fatti di cronaca. Era originario di Briatico, in provincia di Vibo Valentia, Andrea Mantegna, l'uomo di 34 anni morto in un incidente stradale avvenuto a Morbello nell'Alessandrino. La vittima viaggiava a bordo di una Toyota Yaris che per cause in corso d'accertamento è finita fuori strada mentre percorreva la provinciale precipitando per più di 10 metri. Il mezzo, finito tra gli alberi, avrebbe preso immediatamente fuoco e il 34enne sarebbe morto carbonizzato. La notizia della tragica scomparsa dell'uomo, che lascia moglie e figli piccoli, ha scosso l'intera comunità. Il giudice per le udienze preliminari di Vibo Valentia ha disposto il rinvio a giudizio di 10 persone, tra cui il sindaco e il vice sindaco di Sorianello, accusati a vario titolo di abuso d'ufficio e tentata concussione in relazione alla gestione di alcuni immobili di proprietà dell'ente adibiti ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. I fatti contestati risalgono al 2016. La prima udienza del processo è stata fissata per il 28 aprile. Un esemplare di capriolo investito, soccorso e curato nelle ultime settimane dal CRAS di Policoro è stato reimmesso in natura nel territorio di Morano Calabro all'interno del Parco Nazionale del Pollino. L'animale, un maschio di circa 10 mesi, era stato trovato in condizioni precarie da alcuni passanti ai bordi della strada che collega Morano Calabro a San Basile. Immediatamente soccorso dai carabinieri forestali del parco, era stato dapprima curato dai medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Dopo una breve degenza, il capriolo è stato reimmesso nel suo habitat naturale. 12 postazioni in meno di guardia medica nell'Ametino è quanto previsto dalla riorganizzazione programmata dall'azienda sanitaria provinciale. Scatta la protesta. Apre a Crotone la sede di un'associazione che si dà da fare per aiutare a migliorare la vita dei bambini affetti da sindrome Down. Sentiamo.
Si chiama Diversi ma Uguali ed è un luogo aperto a tutte le famiglie e i bambini affetti da sindrome di Down che per la prima volta avranno una sede dove poter giocare e muoversi in libertà a Crotone. Finalmente un nostro spazio, un posto dove svolgere le attività per i nostri bambini che saranno di diverso tipo, sia di tipo terapeutico ma anche ludico, quindi laboratori sensoriali, laboratori di arte, di musica, insomma stiamo anche aperti a consigli, a confronti con chiunque ci possa dare un'idea. La sede è stata concessa in comodato d'uso gratuito dal presidente del Crotone Calcio Gianni Vrenna. In passato ha ospitato la foresteria dell'FC Crotone ed ora si apre al territorio e alle famiglie bisognose. Ho sposato la causa di Alessia perché è una molto attiva, soprattutto nel sociale. Niente, come dicevo, è una cosa importante. Forse è la prima volta che si apre una sede per questo tipo di attività. Aspettiamo tutti, i volontari, chi vuol dare una mano all'associazione in qualsiasi modo, perché tutti possiamo fare, anche piccolo, tutti possiamo fare qualcosa di importante per questi piccoli bambini. Dopo la concessione dei locali, in tanti hanno dato il proprio contributo con una gara di solidarietà per arredare gli spazi a disposizione e anche il club Inner Wheel del Rotary ha contribuito alla buona riuscita. Noi abbiamo accolto questo progetto di Alessia dando un piccolo contributo per la realizzazione di questo centro e per sensibilizzare anche tutte le persone, tutta la popolazione ad aiutare questi centri dando una mano per dare la possibilità a questi ragazzi di relazionarsi tra di loro, di conoscersi, di praticare delle attività ludiche, motorie e siamo felici di aver contribuito. E adesso il calcio con il Cosenza, oggi è vigilia dell'anticipo del campionato di Serie B, Cosenza che affronterà domani sera alle 21 al Marulla il Frosinone. Parla Baby Pillon in conferenza stampa con grande serenità del Cosenza, della squadra rossoblù che dice può dar fastidio a tutti, una squadra che ha voglia di fare. Grazie, ci vediamo domani sera. L'appuntamento lo dà Bepi Pillon, il tecnico del Cosenza, chiude la conferenza stampa invitando tutti al San Vito Marulla. Il successo di Livorno è stato il suo biglietto da visita, il migliore possibile. Adesso i rossoblù vogliono continuare a far punti, invertendo un tren casalingo che finora ha regalato poche soddisfazioni. La squadra sta bene e può dare fastidio a tutti, dice l'allenatore veneto, anche ad un Frosinone che dopo un inizio stentato ha raggiunto l'alta classifica. Noi dobbiamo pensare a giocare, la squadra sa giocare a calcio, deve pensare a giocare a pallone, non avere pensieri, essere anche spregiudicata alle volte perché ce l'ha nelle corde di poterlo fare. Se non l'avesse, ma secondo me ce l'ha dimostrato anche nella partita di Livorno, che ci sono le possibilità di giocare bene a calcio, di essere anche propositivi, perciò grandissimo rispetto del Frosinone perché secondo me ha un potenziale enorme e non a caso è lì, però noi dobbiamo fare la nostra partita con la giusta concentrazione che è determinante e con l'aggressività che dobbiamo avere in queste circostanze. Pillon crede di aver individuato il difetto di fabbrica che ha frenato la corsa del Cosenza, costringendo i lupi a restare ancorati alla zona bassa della classifica. La parola d'ordine è compattezza. Deve rimanere sempre compatta, cioè non perdere mai la compattezza di squadra neanche nei momenti di difficoltà. È lì la situazione in cui si deve migliorare. Secondo me se miglioriamo lì, se miglioriamo in certe situazioni di gioco, non abbiamo quei momenti di pausa mentale e agonistica, secondo me la squadra poi è una squadra che può dare fastidio a tutti. Questo lo posso dire, nel senso che non siamo una squadra che è dimessa, non lo siamo assolutamente, siamo una squadra che ha voglia di fare. E adesso il meteo e le previsioni delle prossime ore, vediamo. Dopo il parziale cedimento di ieri, l'anticiclone nelle prossime ore tenderà a consolidarsi nuovamente sulla Calabria, favorendo una fase stabile e soleggiata per alcuni giorni. Le temperature resteranno più o meno in linea con le medie stagionali per alcuni giorni.
Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature in nuovo rialzo. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente mossi, con venti deboli dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata.